Benvenuti, bentrovati anche per quest'oggi, giovedì 4 luglio 2019. Mirko Villanova in studio per la redazione e la rassegna stampa di www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi dà 3 appuntamenti per quanto riguarda il nostro appuntamento informativo, che è quello dedicato appunto alla rassegna stampa giornaliera. Andiamo subito ad iniziare senza perdere altro tempo. Gazzettino, Tribuna e Gazzetta dello Sport, vedete qui nell'ordine i nostri quotidiani che andremo ad esaminare e a leggere per voi. Cominciamo con il Gazzettino di stamane. Per quanto riguarda l'apertura si parla di conti in regola e la borsa va, vedete l'apertura, non ci sarà la procedura di infrazione contro, lo spread scende sotto i 200 punti, Piazza Italia, l'Unione Europea ha rispettato il patto di stabilità, affari più 2,4%, ma è giallo sul calo delle tasse. La nomina, il PD Sassoli a capo del Parlamento dell'Unione Europea, la Lega vota però contro, e poi nell'altro riquadro l'autonomia, prima intesa sui soldi, nord-sud è divisa per quanto riguarda questo argomento. Anche Toninelli deve arrendersi, guardate, la TAV Brescia-Padova va fatta, il Ministero parla di fermarla, costerebbe veramente troppo, e Zaia, il governatore della Regione del Veneto, dice ora mettiamoci al lavoro. La sentenza, perché questo è il caso, vedete, ha ingannato 2.700 investitori, una maxi pena per Gaiatto, 15 anni per lui, 15 anni e 4 mesi di carcere, una condanna pesante per Michele Gaiatto, il trader veneziano accusato di aver raggirato 2.700 risparmiatori del nord-est, raccogliendo con la sua Venice Investment Group 67 milioni di euro e restituendone soltanto 28 milioni. La notizia di cronaca è quella dell'esplosione, vedete questa spettacolare foto per quanto riguarda lo Stromboli, è esploso il vulcano Stromboli, c'è stato purtroppo anche un morto, a perire un turista che stava facendo un'escursione, un'eruzione improvvisa che è costata la vita ad un escursionista ed ha scatenato il panico tra i turisti, così ieri pomeriggio lo Stromboli si è risvegliato un'altra volta. Baby Gang nel fondo del quotidiano Il Gazzettino, mi sento un sopravvissuto, se adesso posso dare una mano a qualcuno lo faccio, parola di ex bullo. Bledar Blade è arrivato nel Trevigiano 9 anni fa dal Kosovo, è finito in cella per spaccio, oggi a 31 anni porta nelle scuole la propria testimonianza per prevenire tra i ragazzi comportamenti in stile Baby Gang. E la chiusura, eccola qui nell'angolo, Electrolux investe 130 milioni di euro nel polo di Susegana. Electrolux investirà circa 130 milioni di euro nell'automazione, digitalizzazione ed innovazione del suo impianto di produzione di Susegana in provincia di Treviso, all'interno del piano quadriennale di investimenti da 8 miliardi di corone svedesi annunciato nel 2017. La multinazionale svedese degli elettrodomestici parla di piattaforme produttive riorganizzate in moduli e di risparmi di costo complessivi dagli investimenti stimati in 3 miliardi di corone a partire dal 2024. Questa è la prima pagina del Gazzettino, ritorneremo poi sul Gazzettino con le cronache locali. La Tribuna di Treviso apre, la vediamo, eccola qui la Tribuna di Treviso che apre con Gaiatto condannato a 15 anni, confisca fino a 20 milioni di euro per consentire i risarcimenti del 130% agli oltre 1000 risparmiatori che sono rimasti truffati. In apertura alta tensione in Casa Liga, i nuovi commissario Fontana chiama Zaia ma la base freme, e poi BPV bancario scagionato per vendita di azioni per così dire baciate.
Boat and Breakfast, l'altra notizia è in spalla. Boat and Breakfast, in nero indagati 5 trevigiani, la Darsena Marina di Sant'Elena e 14 yacht agli ormeggi sono stati sequestrati ieri dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia e dai finanzieri del reparto operativo aereo navale, su disposizione del tribunale che ritiene il tutto un grande albergo galleggiante abusivo che sversa in laguna una gran quantità di liquami senza alcuna autorizzazione peraltro. Tra le 25 persone indagate anche 5 trevigiani. Europarlamento, anche sulla tribuna la notizia di Sassoli che alla guida il PD festeggia mentre scoppia la rabbia di Salvini. Questa foto che vedete in prima pagina della tribuna di oggi invece si riferisce ad una bomba, la potete vedere, bomba di 500 libbre sulla Castelfranco Montebelluna. Dopo 74 anni riemerge una bomba della seconda guerra mondiale a Fanzolo nei pressi della stazione e di Villa Emo. A rinvenirla gli operai di RFI impegnati in un cantiere lungo la linea ferroviaria. Si tratta di un ordigno di 500 libbre, oltre 2 quintali, sganciato da un bombardiere alleato. Immediate le procedure per la messa in sicurezza che hanno coinvolto la Polfer di Castelfranco Veneto. L'ordigno è stato ricoperto ed è stato interdetta l'area 100 metri prima e dopo il punto del ritrovamento. Lo vedete in questa foto sulla tribuna di stamane. La tribuna chiude la sua prima pagina con l'angolo della cultura. Il comunale, parla del comunale il teatro, è entrato nel Teatro Stabile del Veneto, 80 serate l'anno, 70 di prosa e 10 di lirica. Il comunale torna a vivere entrando a far parte del Teatro Stabile del Veneto che assorbirà 6 dipendenti e viene salutato dalla presidente di Assi Industria Treviso Padova come il primo passo per una patreve, o patreve come preferite, culturale. Questa è la tribuna di Treviso. Allora, la tribuna di Treviso, sì. Andiamo sul Gazzettino, la pagina trevigiana, anche in questo caso già la riportiamo così come ci viene mostrata. Assalto in spiaggia, ancora baby gang, turisti aggrediti di notte a Jesolo, 2 ventenni di Farra di Soligo e di Mareno e un 18enne di Cison sono stati denunciati per rapina impropria, identificati dai carabinieri grazie a testimoni e a telecamere. È il secondo episodio a pochi giorni dal pestaggio, lo ricordate, dei Bagnini. Andiamo a Spresiano, nel riquadro in 4 sul tetto della scuola. Le scuse al sindaco, hanno chiesto scusa, si è conclusa nel migliore dei modi la bravata dei 4 giovani, tutti minorenni, che lunedì notte si sono arrampicati fin sul tetto della scuola media Lovarini di Spresiano, dove sono stati recuperati poi dai vigili del fuoco dopo mezz'ora di apprensione e di allarme. Questo per quanto riguardava Spresiano. Si parla di aeroporto con il master plan che non si tocca. Casugana alza la voce, di spalla ancora l'altra notizia che arriva da Vittorio Veneto, eccola qua, la Montessori salva l'asilo dell'Istituto Antoniano. Vittorio Veneto avrà una scuola dell'infanzia Montessori, aprirà il 2 settembre al posto dell'asilo dell'Istituto Antoniano che ha dovuto chiudere per il calo degli iscritti. L'altra notizia vicino alla foto del teatro nello stabile che parla di un sogno avverato, il Dal Monaco entra nel circuito della patreve come vi dicevo in precedenza. Ecco, a fianco abbiamo questa notizia che riguarda i conigli infettati, c'è pericolo epidemia. A Montebelluna ceppo virale in un allevamento, l'ULS dice che vanno vaccinati quelli di tutta l'area. Nel riquadro invece evidenziato, Conegliano guidava ubriaco un autotreno, l'autista è stato stangato, alito alcolico, occhi lucidi e linguaggio piuttosto incerto sono le condizioni in cui la Polstrada ha sorpreso un camionista sulla Pontebana l'altra notte. L'uomo è stato multato di ben 5.000 euro, il mezzo è stato naturalmente confiscato. In chiusura della tribuna di Treviso di oggi si parla di Casalesi, un imprenditore torna in libertà, è
ecco qui il pezzo. Antonello Franzin va verso la libertà, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del 56enne titolare della nuova Capital Auto di Quinto, coinvolta nell'inchiesta sui casalesi di Eraclea. Vi ricorderete alcuni mesi fa questo fatto. A Farra di Soligo invece evidenziato a chiusura della pagina trevigiana della Tribuna, del Gazzettino, scusatemi, nonni e 3 nipotine di Farra di Soligo avevano trovato la strada già percorsa all'andata sommersa dall'acqua, senza vie alternative per il rientro. Sotto la pioggia una squadra di soccorritori ha raggiunto l'altra sponda del torrente e dopo aver abbattuto un albero ha attrezzato il ponte così ottenuto per portare tutti in salvo. È accaduto ieri a Canale d'Agordo. Apriamo le pagine che ci riguardano più da vicino per quanto riguarda le cronache. Andiamo su Conegliano e allora eccola qui, la mettiamo in questo modo. A Conegliano il comune farà la sua parte se salvate la stagione teatrale. Chi essa la proprietà dice stiamo aspettando una risposta, i matrimoni si fanno in 2. C'è la questione appunto del teatro coneglianese che per il momento non c'è, non esiste, come non esiste il cinema Millier, e quindi qualche cosa insomma bisognerà fare. A proposito di chiusure, lo vedete sulla pagina coneglianese del Gazzettino di oggi, chiude anche il Penny Market, dicono c'è troppa concorrenza. Il Penny Market era un supermarket sulla circonvallazione. Ubriaco alla guida dell'auto articolato è la notizia che vi ho dato in precedenza. L'autista è stato fermato martedì sera sulla Pontebana, il risultato dell'alcol test è stato di 1,47, è scattata immediata la denuncia. Giriamo le pagine, siamo sul duplice omicidio di Rolle, inizia il processo a Papa, mentre per l'esame dell'UNESCO, vedete, c'è tanto di foto con i sindaci, la DOCG merita il sì. Andiamo su Vittorio Veneto, dove all'Istituto Antoniano, come vi dicevo dalla prima pagina d'apertura del Gazzettino, apre l'asilo Montessori. La scuola bilingue sarà operativa da settembre per bimbi dai 3 ai 6 anni. Attenzione sulla 27, corsia in più contro le code, ancora in sospeso però. Il sindaco di Vittorio Veneto dice spero che Autostrade mantenga la promessa, perché stiamo passando delle domeniche veramente di passione per chi discende, per chi scende dalla montagna. Abbandono per un attimo le pagine del Gazzettino per aprire e vedere la pagina provinciale trevigiana della Tribuna, vediamola, con l'apertura, eccola qui, Treviso, ex intendenza, partono i lavori di restauro, la chiesa diventerà uno spazio espositivo, un museo nell'edificio sconsacrato del complesso comprato dai Benetton, progetto di Scarpa, si inizierà a lavorare ad ottobre. Questa è l'apertura della pagina trevigiana della cronaca trevigiana della Tribuna. Torno indietro sul quartier del Piave e Conegliano, sempre dalla Tribuna, cacciata dalla piscina perché porta il velo, voleva accompagnare i figli in vasca, la direzione dice le regole sono queste ma le cambiamo se vogliamo e la invitiamo a tornare. Insomma, lo jihad, perché vedete questa è la foto di questa donna, non è lei ma è la foto che ci fa capire com'era questa donna, una donna allontanata dalla palestra, portava questo velo come quello qui a sinistra, appunto in alto gli impianti natatori di Valdobbiadene, scrive la Tribuna di oggi. Colpo di calore in auto, è morto a 48 anni, c'è un dramma a Godega di Sant'Urbano, l'operaio si era sentito male mentre stava rientrando a casa dal lavoro, è spirato dopo 2 giorni di agonia al Cafoncello, si chiamava Italo Dalmassa, aveva 48 anni, abitava a Pianzano di Godega di Sant'Urbano precisamente. L'ultima notizia da Conegliano è il welfare locale che qui è assente, così la città invecchia e muore. La CGIL dice che in 10 anni 652 coneglianesi in meno, è sparito addirittura un intero quartiere. Per tornare capitale dell'acciaio mancano qualità, ricerca e progettazione, insomma è una Conegliano che ci sta deludendo, natalità a picco, scrive la Tribuna di oggi, manifattura in crisi, famiglie
famiglie trascurate, la ricetta per il rilancio, insomma non bastano spettacoli e non bastano le ruote panoramiche di Natale per far sì che una città possa dichiararsi appunto bella, vivibile e tutte queste cose. Sicuramente qualcosa in più ci vorrà e bisognerà fare da parte dell'amministrazione comunale coneglianese. Siamo sulle pagine sportive, come già vedete apriamo il Gazzettino con il guru Villepré, promuove i leoni, parla naturalmente dei leoni del Benetton che hanno terminato la loro prima parte di allenamenti, ritorneranno a partire dal 15 sui campi e sugli impianti della Ghirada. C'è soddisfazione in casa degli arbitri di Marca perché raddoppiano Baccini, va in Serie A, Giovanni Baccini pronto all'esordio in Serie A. Complimenti alle 3 sezioni Conegliano, Castelfranco e Treviso che ogni anno danno naturalmente il meglio sotto il profilo degli arbitri. Vedete l'Ital Imoco che punta al mondo perché nelle Final Six di National League in Cina oggi ci sarà l'esordio contro la Turchia con 5 pantere ai nastri di partenza. Ogbogu e Volosh si sono già sfidate ieri nel match vinto dalle statunitensi sulle polacche. 9 punti della neo giallo-blu appunto Ogbogu. La Volosh è la palleggiatrice polacca che è ancora una volta la palleggiatrice dell'Imoco Volley Conegliano. Mi pare che questo sia tutto per quanto riguardava la pagina del Gazzettino Sportiva. Velocemente anche quella della Tribuna, la sfogliamo e la apriamo proprio in diretta con Buffon che torna a casa, vedete oggi visite mediche e firma con la Juve, poi per quanto riguarda le cronache nostre Padana Paese, dimissioni shock degli allenatori Bergamo e Signori, succede un po' di tutto, poi Treviso siamo noi, eccolo qua il consorzio si presenta il consorzio del calcio Treviso, domani il Tenni riapre le porte per mostrare la nuova società guidata dall'ex presidente del Nervesa Sandri, numero 1 uscente, ci saranno anche gli altri soci fondatori, Bertizzolo e Paladin le 2 punte di Marca, un giro rosa che sarà sicuramente duro e poi la ginnastica artistica in chiusura di pagina, il Conegliano fa boom con 2 titoli nazionali, questo per quanto riguardava lo sport locale. E per chiudere proprio un'occhiata dall'alto, ecco la nostra regia che ci inquadra la Gazzetta dello Sport, i titoli principali poi sfogliamola insieme, la sfoglierete insieme durante la giornata, magari al bar o in spiaggia. Euro Cairo sarà un toro scatenato, l'intervista al presidente Granata che annuncia un gioco più aggressivo e un acquisto di qualità per quanto riguarda il Torino. Mazzarri è il miglior generale che abbia avuto, pronto il suo rinnovo. E poi signori, Juve Icardi, c'è un giallo Ibiza, Wanda o Wanda come preferite e Paratici si sono incontrati, stessa spiaggia, stesso scopo, la moglie, agente di Maurito e il DS bianconero avrebbero posto le basi per l'intesa. Entrambi smentiscono naturalmente ma i testimoni giurano che sembra essere tutto fatto. Insomma vedremo come andrà a finire. Ancora una volta Icardi e Signora tengono banco in questa estate 2019. Noi abbiamo concluso la nostra estate, la nostra prima parte di estate, di mattinata, di giornata con le principali notizie per voi riportate da Gazzettino, Tribuna e Gazzetta dello Sport per quanto riguarda lo sport nazionale e non. A tutti voi un buon ascolto e un risentirci. A domani!